Mercoledì 7 maggio, amiche ed amici, buon pomeriggio da Adriano Berruti e benvenuti al Mapei Football Center per l'amichevole tra la rappresentativa Under 19 di mister Mauro Mazza e la primavera del Sassuolo allenata da Chris Giglioli. Andiamo subito a dare un'occhiata alle due formazioni che inizieranno questa sfida partendo dalle scelte del Sassuolo, che si schiera con un 4-2-3-1, tra i pali scelto Raffaele Mantini, difesa da destra a sinistra con Pracek, Doku, Laaksonen e Kaspersen, centrocampo Papaserio al fianco di Gentile, quindi il terzetto formato da Catania, Pirruccio e Goulart alle spalle di Jepsen. In panchina a disposizione di Giglioli anche Del Rio, Scaldaferri, Appià, Piccirillo, Ardizzone e Belicchi. Passiamo alle scelte di Mauro Mazza, che si schiera in questo primo tempo con un 3-5-2, tra i pali c'è Francesco Midio, quindi la difesa è composta da Aiello, Di Maggio e Bertacchini, a centrocampo Degano, Cabori, Santoro, Bertagnon e Notarelli, lì davanti la coppia formata da Isufi e Stefan Turini. A disposizione di Mazza Druetto, Donarini, Cattelan, Chelotti, Schettino, Calabrò, Giuliani, Genco, Geri, Bernabeu e Pedaci. Tra i convocati di mister Mazza, Isufi e Calabrò, due ragazzi che erano presenti con lo stesso tecnico al trofeo Dossena nell'estate del 2024, esperienza che si concluse alla fase a gironi dopo le sconfitte contro Hellas Verona e Brescia, l'unica vittoria nella seconda giornata per 2-1 contro il Como. Stanno arrivando in campo le due squadre, questo è il terzo raduno nazionale in stagione per l'Under 19 di Mauro Mazza. Nel primo raduno, l'11 e il 12 febbraio al centro di preparazione olimpica di Formia, finì insomma con un amichevole a ranghi contrapposti, mentre il secondo, quello dal 3 al 5 marzo, venne concluso dall'amichevole contro la primavera del Catanzaro, dove a trionfare furono appunto i giallorossi per 1-0 grazie al gol di Gattor, arrivato dopo pochi minuti nel secondo tempo. Vediamo adesso con la nostra regia inquadrata la terna arbitrale che dirigerà l'incontro. Il primo arbitro appunto Alessio Krolikowski della sezione di Modena, il primo assistente Giulio Vitali della sezione di Bologna, il secondo è Taufik Tuishar della sezione di Reggio Emilia. Questa dunque la terna, con il Sassuolo che vestirà la consueta maglia nero-verde, mentre si schiererà in bianco la selezione di Mauro Mazza. Un test sicuramente importante per l'Under 19, ricordiamo insomma, la rappresentativa formata dai ragazzi che vengono coinvolti nel campionato di eccellenza in giù, quindi eccellenza, promozione e così via, a differenza dell'Under 19 di Giuliano Giannichedda, dedicata ai ragazzi impegnati nel campionato di Serie D. Stanno per fare il loro ingresso dunque i 22 titolari di questa sfida. Piove al Mapei Football Center, sicuramente potrà anche incidere il meteo sull'andamento della gara. Si schierano dunque anche gli arbitri insieme ai 22 titolari. Vediamo il capitano azzurro Aurelio Isufi, l'attaccante classe 2006 del Borgomanero, e dunque fiducia confermata per lui da parte del tecnico Mauro Mazza dopo l'esperienza condivisa nella scorsa stagione insieme anche a Luca Alberto Calabrò, centrocampista che quest'oggi parte dalla panchina. Insomma, potrà giocare nel corso del secondo tempo, prevista una formazione completamente diversa per la seconda frazione. Questa almeno la scelta iniziale di mister Mauro Mazza, per provare ovviamente a dare spazio a tutti i componenti, a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo raduno. Primo possesso che dovrebbe essere del Sassuolo, si sta avvicinando al punto di battuta l'attaccante danese classe 2008 Johannes Jepsen, mentre adesso prendono posizione anche i ragazzi di Mazza. L'ultimo controllo per Krolikowski. Prendono posizione anche i due assistenti. E allora si può iniziare adesso con il tocco all'indietro di Jepsen. Il pallone gestito da Papaserio,
e tocca all'indietro. Adesso Laaksonen, Doku, entra l'albanese, va a destra per Lorenzo Pracek, ancora Doku, pressato, riesce a liberare la propria tre quarti, non trova compagni però sulla linea verticale. C'è il recupero palla di Giuseppe Aiello, schierato oggi braccetto di destra, il difensore della Don Carlo, classe 2007 anche lui. Isufi, troppo lungo questo pallone, prova comunque ad arrivarci Turini, buona la corsa qui del 10. Turini prende il fondo e mette il cross, deviazione di Laaksonen, dovrebbe essere calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina del match quando sono passati appena 45 secondi, subito aggressiva la squadra di Mazza. Potete notare insomma dagli alberi alle spalle del campo come sia un forte vento sul campo del Sassuolo. Arriva adesso il calcio d'angolo, ma c'è un attimo da aspettare perché Krolikowski va a richiamare diversi giocatori che si stanno strattonando all'interno dell'area di rigore del Sassuolo. Arriva ora il cross dentro con il colpo di testa e alla fine il gol dovrebbe averlo segnato il numero 4 Francesco Santoro. Va subito in vantaggio la formazione di Mazza con la girata del numero 4 sotto porta. 1-0 dunque dopo neanche 2 minuti di gioco. Sarebbe da rivedere l'azione per capire se abbia segnato Santoro o anche Bertacchini, che aveva colpito di testa inizialmente il pallone. Non abbiamo capito se avesse già varcato la linea, poi è stato ribadito in rete appunto dal tapin di Santoro. Andiamo a rivedere qui Bertacchini che salta di testa, colpisce il palo e poi è autogol, che la dovrebbe prendere il numero 4 del Sassuolo, Papaserio. Fatto sta che si è sbloccato dunque il punteggio al Mapei Football Center, avanti la squadra di Mazza sugli sviluppi del primo calcio d'angolo. È riuscita a colpire, perfetto, meglio quasi perfetto, il colpo di testa di Alessandro Bertacchini. Ottimo il suo taglio, qui proprio lui ad impostare il difensore dell'Atletico Pontinia con il tocco all'indietro per Midio, e va al rilancio lungo in zona Isufi, prova ad andare in cielo il 9, viene però anticipato ancora Isufi, prova a lottare Papaserio, mette ordine, allarga a destra dove arriva a controllare Pracek. Doku sulla pressione di Isufi rischia qualcosa l'albanese, riesce a far passare il pallone alle spalle per Mantini. Kaspersen, anche lui danese come Jepsen, tocca centralmente ancora per Laaksonen. Doku, c'è Pracek che si propone a destra, Doku sceglie invece il movimento incontro di Nicolò Catania, torna ancora da Laaksonen, adesso pallone largo per Kaspersen. Papaserio, troppo lungo qui il pallone di Kaspersen, allora recupera Isufi in mezzo al campo, sceglie di non forzare la giocata qui Aurelio Isufi, appoggia all'indietro, ancora Isufi, larga sulla destra, un po' di spazio qui per Degano, va anche a sovrapporsi da quella parte Cabori, servito adesso da Santoro. Cabori, lato corto dell'area, trova spazio per crossare Degano, prova a portare via un marcatore, ancora Cabori, si inserisce Santoro, pallone largo invece per Degano che prova direttamente il cross. Dovrebbe esserci stata una deviazione, però allora secondo calcio d'angolo per la selezione di Mazza. Dal primo è arrivato il gol del vantaggio con l'autogol di Gabriele Papaserio. Cross ad uscire, prova addirittura Isufi a girarla e poi sotto porta arriva il raddoppio della rappresentativa di Mazza con la deviazione sulla conclusione di Isufi. Il gol segnato da Kevin Di Maggio e dunque pericolosi ancora una volta i difensori di Mazza, già avanti di 2 la selezione azzurra. Stavolta ha colpito il centrale della Polisportiva Gioiosa. Neanche 5 minuti di gioco al Mapei Football Center, già avanti di 2
la selezione azzurra. Prima l'autogol di Papaserio, poi la deviazione di Kevin Maggio che va ad indirizzare alle spalle di Mantini. La conclusione non troppo pretenziosa da parte di Sufi, diventa però un assist goloso per Di Maggio. Ora la reazione del Sassuolo con Kaspersen dal fondo. Aiello riesce a respingere il suo cross. Gentile, contrastato, Kaspersen riceve largo. Adesso il numero 3, ancora Kaspersen, contrastato, perde palla, recupero di Santoro, deve uscire però dal traffico la formazione azzurra. Pallone che danza sulla linea dell'out ma non esce, almeno secondo l'assistente. Alla fine lo rilancia via Giuseppe Aiello, trovando anche la corsa di Sufi. 1 contro 1 qui di Sufi, che prova a prendere posizione sull'avversario. Alla fine riesce a disturbarlo efficacemente. La rimessa laterale è per il Sassuolo. Qui rivediamo la girata di Sufi e poi la deviazione di Kevin Maggio, che con l'esterno non ci pensa due volte, si ritrova lì il pallone e lo indirizza alle spalle di Raffaele Mantini. Bravo a sfruttare la situazione qui il difensore della Polisportiva Gioiosa. Trovato il gol del 2-0, adesso siamo al 7° minuto del primo tempo. Sta provando a reagire il Sassuolo, quantomeno nell'atteggiamento, ad alzare un pochino il baricentro per mettere pressione alla retroguardia di Mauro Mazza. Finora sono arrivati solo un paio di cross respinti senza troppe difficoltà dalla retroguardia azzurra. Pracek non riesce a chiudere il triangolo lì il Sassuolo. Allora ancora i Sufi ad aiutare i compagni con il lavoro spalla alla porta. Quindi ottimo qui il controllo di Notarelli, che attraversa il campo orizzontalmente, poi apre dall'altra parte per Degano, che può correre contro Kaspersen. Degano cerca il cross, rimpallato ancora Degano. Mantini in uscita bassa riesce ad anticipare il numero 7, esterno classe 2006. Qui bella la sua accelerazione, non è riuscito ora a sfondare lì sul centro-destra. Mantini porta palla fino alla propria tre quarti campo. Adesso si alza il pressing di Sufi, allora è costretto ad accelerare il rinvio del portiere neroverde. Buono il lavoro di Aiello, e vince il duello con l'avversario. Poi Sufi ruba il pallone a Kaspersen, se ne va sul lato corto. Ancora i Sufi, accanto a sé Turini, servito il 10 che poi imbuca. Attenzione al movimento di Cabori, che incrocia con il destro. Dovrebbe esserci una deviazione, angolo per gli azzurri, ancora pericolosi, stavolta con Hamza Cabori. Qui ottimo lo sviluppo con i Sufi, che va a prendersi quel pallone, molte volte va a defilarsi il numero 9 per provare a difendere palla, a far salire la squadra. Qui ci è riuscito molto bene con scarico al limite per Turini. Poi l'imbucata geniale del 10 per l'inserimento di Hamza Cabori. Bello anche il destro del numero 8, deviato in calcio d'angolo. Allora terzo tiro dalla bandierina per gli azzurri. Nei primi due sono arrivati i gol, e qui addirittura sfiorano il terzo, perché si era inserito, credo, ancora Di Maggio sulla corner. È arrivato a staccare al limite dell'area piccola. Sta faticando su queste situazioni di gioco la formazione di Giglioli. Insomma, 3 calci d'angolo, i primi 2 è arrivato il gol, nel terzo grandissima occasione ancora con Di Maggio, andato vicino alla doppietta. Laxonen, ora Kaspersen, ricevuto da Gentile. Buono il primo dribbling del danese, poi il pallone interno per Pirruccio, che fa girare dall'altra parte, il pallone un po' retrato però per Pracek, riesce comunque a gestirlo il Sassuolo. Doku, Laxonen, a sinistra direttamente Goulart, che può puntare da quella parte a Aiello. Goulart prende il fondo, anzi è Degano in marcatura. Ancora Goulart, fuori da Papaserio, che carica il destro, rimpallato il tiro del numero 4, che poi va ad interrompere la possibile ripartenza azzurra, anticipando prima i Sufi e poi Turini, con lo scarico all'indietro per Mantini. Doku, andati via quasi 10 minuti al Mapei Football Center, 2-0 per gli azzurri.
Hanno colpito al secondo minuto, al quinto minuto con l'autogol di Papaserio prima, con la deviazione vincente di Kevin Di Maggio. Papaserio, Mantini, c'è Doku sul centro-destra, Mantini sceglie dall'altra parte Laaksonen, centrale finlandese, classe 2008. Adesso Kaspersen, la verticale, Goulart, ancora l'italo-brasiliano, riesce a far passare il pallone per la corsa di Kaspersen, che sta provando a proporsi con continuità negli ultimi minuti, sicuramente più presente nella fase offensiva rispetto a Pracek, che agisce qui sull'out di destra. Ancora non è riuscito a rendersi pericoloso. Rimessa laterale qui per gli azzurri, guadagnano metri. A battere Alessandro Degano, si avvicina anche Francesco Santoro per un possibile passaggio. Si fa vedere il numero 4, Degano sceglie la verticale. Adesso provato il pallone interno per Santoro, recupera bene il Sassuolo che riparte. Catania, prova a prendere l'interno Catania, non lo molla Bertagnon, poi tocco all'indietro per Papaserio che prova ad accelerare, palla a terra, ancora Papaserio, interno, Catania, Papaserio, Doku, giro palla adesso con Laaksonen che pensa anche al lancio lungo, poi non vede evidentemente il movimento giusto, tocca ancora lì per Doku, il suo, il filtrante per Pracek, bella idea qui del Sassuolo, tiene troppo palla però il terzino d'origini slovene del Sassuolo e perde palla. Notarelli, indietro per Bertacchini, protagonista in occasione del gol che ha sbloccato la sfida, suo il colpo di testa che è andato a finire sul palo prima dell'autogol di Papaserio. Bertacchini, Midio, a volta a scegliere il lancio lungo sulla sponda di Di Maggio, cercato Isufi, anticipato però da un ottimo lavoro di Doku. Cabori, cerca Degano, arriva prima di lui Kaspersen, poi intervenuto per un attimo anche Cabori, alla fine rimessa laterale che dovrebbe essere per il Sassuolo. 13° minuto di questo primo tempo, sempre 2-0 con gli azzurri che adesso stanno provando a gestire la reazione del Sassuolo al doppio vantaggio. Arrivato tutto in avvio. Doku, Pracek, voleva un pallone interno, lavora bene sulle linee di passaggio la squadra di Mazza, molto concentrata soprattutto in fase di non possesso. Questi primi minuti non sta concedendo spazi tra le linee ai giocatori del Sassuolo. Pracek, adesso il movimento incontro, sbagliata la sponda però da parte di Pirruccio, è uscito Papaserio subito a riattaccare il pallone. Ottima qui la riaggressione del numero 4, ha perso un brutto pallone in questo caso Federico Pirruccio, ma ha sbagliato la sponda all'indietro nella chiusura del triangolo. Bravo Papaserio ad accorgersene, ad anticipare tutti. Pracek, Catania, di prima dentro, pallone a metà tra Pirruccio e Jepsen, allora lo riconquista la formazione di Mazza. Bertacchini cerca il cambio gioco, si impegna qui Degano in netto anticipo però Kaspersen che poi lascia il pallone a Iago Goulart. Laaksonen, Papaserio, Laaksonen, avviciniamo al quarto d'ora, questo match 2-0 per gli azzurri. Laaksonen, Papaserio, attaccato da Turini, deve tornare all'indietro ancora dal centrale finlandese, quindi Doku, Laaksonen, pallone tra le linee, ottima qui la riconquista di Santoro e adesso prova ad andare veloce la squadra di Mazza con l'imbucata dentro per Isufi, posizione momentaneamente regolare. Isufi prova a calciare, poi si alza la bandierina, arriva il fischio del direttore di gara, c'è fuorigioco dell'attaccante azzurro, partito con un attimo di anticipo sull'imbucata di Francesco Santoro. Un'ottima idea quella del centrocampista del Santa Maria Cilento.
aveva trovato la profondità di Isufi, giudicata però irregolare la sua posizione di partenza, e allora riparte il Sassuolo con il lancio lungo a cercare Capitan Pirruccio, ma nel controllo sulla destra Catania vuole il pallone all'interno, la chiusura di Bertacchini che mette in fallo laterale. A battere la Pracek, vicina a Papaserio, marcato stretto però il numero 4, non sa chi darla. Pracek, alla fine si muove Catania anche verso il fondo. Servito adesso il numero 7, raddoppiato, ottimo l'intervento di Bertagnon che poi prova a far ripartire gli azzurri. Qui lancio dentro per i Sufi. Chiede scusa, credo, Hamza Kabori, che aveva cercato direttamente il filtrante per il 9. Chiuso bene la difesa del Sassuolo. Siamo già dall'altra parte con Iago Gular all'indietro per Kaspersen. Gular, Kaspersen, Laxonen, centrale, Papaserio circondato da maglie bianche, non c'è pressione però su di lui e allora può sventagliare per l'inserimento di Pracek. È ottima la diagonale di Notarelli, e ancora Catania al limite. Aiello per un attimo di testa, accomoda il pallone dalle parti di Gular, che però deve correre all'indietro per evitare la marcatura di Degano. Kaspersen, Laxonen, tutto il Sassuolo nella metà campo offensiva, adesso deve correre però all'indietro Doku per la buona pressione degli azzurri. Mantini, 17esimo del primo tempo, sempre 2-0, calato un pochino il ritmo dopo avvio con l'acceleratore premuto degli azzurri di Mazza, che hanno colpito 2 volte nei primi 4 minuti e mezzo di fatto. Pracek cerca l'interno su Bertagnon, poi pallone in avanti per la gestione di Pirruccio, che in qualche modo dialoga con Catania, poi prova ad andare via sull'out di destra. C'è un fischio del direttore di gara. Dovrebbe essere calcio di punizione per il Sassuolo. Già si è avvicinato al punto di battuta Gabriele Papaserio. Attende via libera Papaserio, arriva adesso il fischio dell'arbitro. Papaserio mette un pallone tagliato all'interno dell'area di rigore, spinge fuori però la difesa azzurra. Allora semplice rimessa laterale per il Sassuolo. Gentile, e lì a fianco a sé Kaspersen, ancora Gentile e ora Papaserio. Prova a disturbarlo Isufi. Papaserio allarga il pallone per Catania, che viene incontro raddoppiato, e allora Bertagnon cerca il break, palla a terra. Ancora Bertagnon, a sinistra sale Notarelli. Bertagnon perde l'attimo però per servire l'inserimento del 3, e poi nel tentativo di allargare il pallone sulla destra frana addosso ad Andrea Doku. Ottimo l'anticipo del centrale albanese. Ma davvero? Io c'ho parole comunque.
Che c'ho parole. È sceso lui senza telefono praticamente. Che dici? Esatto, è quello che stavo a dire. È quello che stavo a dire, destino, non la dovevamo fare. Dovevamo dire, no, non la fare. La stretta è tornata. Rimessa dal fondo, battuta dal Sassuolo, torniamo in diretta, risolto un piccolo problema tecnico, adesso Mantini in possesso al limite della proper di rigore,
mentre è terminato ora il 25esimo minuto del primo tempo. Comunque ancora 20 da giocare, più eventuale recupero alla fine del primo tempo. 2-0 per gli azzurri di Mazza. Decide l'autogol di Papaserio e la deviazione vincente di Kevin Di Maggio. Questi due gol arrivati nei primi 5 minuti. Turini al limite, Cabori cerca l'imbucata per l'inserimento di Bertagnon. Chiude bene Kaspersen da quella parte. Mantini, Pracek, lancio lungo di testa, bene Di Maggio, poi Bertagnon prova a contendere questo pallone, perde però il contrasto con l'avversario, quindi Pirruccio, spalla alla porta, ne ha 3 addosso, la perde Pirruccio. Bertacchini, ottimo il recupero del 5. Degano all'indietro per Midio che cerca il lancio lungo di testa Doku, quindi la mette giù ancora il Sassuolo con Papaserio. Pracek, Papaserio, ancora Pracek, cerca il cambio gioco, trova la linea orizzontale per arrivare da Laxonen. Papaserio, pallone complicato qui da gestire per il numero 4, lo perde Papaserio. Turini prova a ripartire, Papaserio sul pallone, pulito, secondo Krolikowski, e allora riparte il Sassuolo. Catania, non lo molla Notarelli, Catania va all'indietro da Pracek che lungolinea trova il movimento di Papaserio, ancora contro Notarelli che lo limita in fallo laterale. L'ultimo tocco proprio dell'esterno azzurro, rimessa laterale per il Sassuolo con Pracek che scambia con Papaserio. Ancora Pracek con l'esterno, ha cercato il movimento incontro di Catania, è riuscito a deviare il pallone Bertagnon. Pracek, Pirruccio, spalla alla porta, va giù Pirruccio, fallo di Bertagnon secondo l'arbitro. Qui subito Pracek a battere il calcio di punizione, è arrivato il via libera dell'arbitro. Doku, Laxonen, a sinistra Kaspersen riceve il numero 3. Ancora Kaspersen riesce a trovare uno sbocco verticale, torna all'indietro da Laxonen, buono il passaggio interno per Pracek che cerca un dribbling, quindi il pallone in avanti per Jepsen, chiude bene la difesa azzurra. Turini, Degano, pallone sulla destra, si è mosso da quella parte Cabori e prova a contendere, a disturbare il disimpegno di Laxonen, non riesce però a recuperare il pallone. Allora Papaserio con la sventagliata precisa per l'aggancio di Catania, lato corto dell'area. Catania prova a puntare Notarelli da questa parte, Notarelli riesce ad accompagnare all'uscita, poi Catania non riesce a mettere il cross. Papaserio, buono qui il dribbling nello stretto sui Sufi, poi scaricò all'indietro per Laxonen, prova ad aumentare adesso la pressione offensiva del Sassuolo. Kaspersen, pallone dentro per l'inserimento di Goulart, troppo lungo però il suggerimento. Rimessa dal fondo per Francesco Midio, portiere del dopolavoro, classe 2007. Ha giocato titolare nell'amichevole contro il Catanzaro a marzo. Isufi riesce a pulire questo pallone all'indietro, ma ci ha varcato la linea al momento della sponda del 9. Allora rimessa laterale per il Sassuolo. Pracek, Papaserio, Laxonen, si defila a sinistra anche Gentile per permettere l'avanzata di Kaspersen. Eccolo Gentile, cerca una verticale, lancio sballato qui da parte di Raffaele Gentile, direttamente in fallo laterale. Il suggerimento del numero 8, rimessa con le mani per gli azzurri, va a recuperare il pallone dalla linea di fondo Alessandro Degano. Si avvicina Santoro, rimane alto in pressing qui il Sassuolo, vuole provare subito a riconquistare il pallone. Abbiamo raggiunto la mezz'ora di questo primo tempo, sempre 2-0 per gli azzurri. Degano con le mani, Isufi prova a venire incontro, serie di rimpalli, alla fine c'è un fischio del direttore di gara, c'è un calcio di punizione per gli azzurri. Degano a battere lui anche con i piedi da quella parte.
incontro Cabori, poi Degano lascia la battuta ad Aiello per attaccare la corsia. Santoro, Aiello, Santoro, liberato bene il numero 4 da questo doppio scambio, quindi Di Maggio a sinistra con Bertacchini. Di Maggio, Bertagnon, Bertacchini di prima sulla pressione del Sassuolo, va in verticale dove si muoveva Degano dall'altra parte, poi colpo di testa, c'è un fallo però qui commesso dagli azzurri. Papaserio, Laxonen, ancora Papaserio, spalle Doku, pallone invece largo a destra per Catania, già salito da questa parte Pracek. Catania, Doku, Mantini, adesso Laxonen, sempre questo giro palla che è piuttosto lento da parte del Sassuolo, va da una parte all'altra, ma sono poche le volte in cui riesce ad imbucare con efficacia. Qui addirittura l'errore non forzato da parte di Kaspersen, che nel cambiare gioco prende decisamente in controtempo Nicolò Catania, rimessa laterale regalata agli azzurri quando siamo al 32esimo, proprio sotto gli occhi di Mauro Mazza va a battere Diego Notarelli. Turini, spalla alla porta, buono il controllo del 10 che si gira, guarda l'area di rigore per mettere il cross. Degano dall'altra parte arriva a concludere al volo, bella qui la soluzione degli azzurri con la conclusione volante di Alessandro Degano sull'ottima giocata di Stefan Turini. Pallone che finisce di poco alla sinistra dei pali di Raffaele Mantini. Un'altra occasione per i ragazzi di Mazza. Mantini, Laxonen, adesso Kaspersen, si avvicina anche Iago Goulart. Kaspersen cerca un'imbucata, Aiello esce in anticipo e poi prende anche il fallo commesso da Jepsen. Calcio di punizione già battuto dagli azzurri. Di Maggio, poco meno di 13 minuti all'intervallo più eventuale recupero. Bertacchini ad impostare il pallone largo per Notarelli, troppo forte però il suggerimento di Bertacchini. Allora laterale Sassuolo, Pracek, chiama un movimento sul centrodestra. Pracek passa, qui la rimessa laterale per Jepsen, in qualche modo riesce la difesa di Mazza a recuperare questo pallone. Poi attenzione a Turini che prova a ripartire, ma c'è prima il fallo di Aurelio Sufi nel tentativo di contendere la sera all'avversario, è andato a commettere irregolarità ai danni di Lorenzo Pracek. Andiamo a rivedere quanto è accaduto con Pracek che correndo all'indietro alza questo pallone di testa e poi Sufi, senza volontarietà però nel prendere posizione, colpisce con la spalla il terzino del Sassuolo. Fallo che può starci nonostante l'involontarietà dell'intervento di Aurelio Sufi, che provava solo a mettersi davanti all'avversario, poi colpito però fortuitamente dalla spalla del capitano azzurro. Gentile, Laxonen non controlla questo pallone, non c'è pressione però sul centrale finlandese che può recuperare la sfera e poi toccare da Gentile. Gentile in avanti, Pirruccio, pallone che gli scivola al momento del controllo. Allora Cabori riesce ad andare via a Kaspersen che tocca la sfera, rimessa laterale per gli azzurri, arriva a batterla Degano, si avvicina per un attimo Santoro, controllato con lo sguardo da Aguilar, pallone in avanti invece per Cabori, poi Papaserio a riconquistare il pallone, ad uscire dal traffico il centrocampista del Sassuolo. Pracek, ancora Papaserio, Kaspersen, c'è Goulart sul lungolinea, ha servito l'italo-brasiliano, ancora Goulart prova a prendere l'interno, cerca poi un cross deviato, alla fine Degano ha liberato la propria tre quarti con il pallone che non finisce in fallo laterale perché viene tenuto in campo da Laxonen che poi scambia con Kaspersen, quindi cambia gioco. Pracek, sbaglia qui il tocco per Pirruccio, troppo lungo, suggerimento per il suo capitano. Isufi prende posizione, Isufi in mezzo a due, riesce a toccare in verticale per il movimento di Bertagnon, rincorso da Pracek, Bertagnon mette dentro nell'area piccola, Mantini
blocca lì. Probabilmente c'era rimessa dal fondo perché l'arbitro... No, fuori gioco di Bertagnon. Fuori gioco di Bertagnon, chiediamo perdono, non abbiamo capito quale fosse la segnalazione del direttore di gara nel pallone che era stato recuperato comodamente da Raffaele Mantini sul cross di Bertagnon, azione che si era fermata però in precedenza per la bandierina alta del secondo assistente Twichar.
Ultimi minuti del primo tempo, il Sassuolo a gestire qui da sinistra con tocco all'indietro per Kaspersen, quindi Goulart, Laxonen, orizzontale, c'è Andrea Doku che controlla, si abbassa a destra anche Pracek, scelto invece ancora il finlandese, Laxonen, Gentile, Kaspersen, va all'interno, tocco centrale per Papaserio, Pracek, poco movimento in fase di possesso per il Sassuolo, tutti molto fermi sulle loro posizioni, di conseguenza fatica ad avere fluidità la manovra della squadra di Giglioli, qui non riesce a ripartire invece la formazione di Mazza con Isufi che era probabilmente finito in fuorigioco sul tocco in verticale, poi non ha provato neanche ad attaccare quel pallone il capitano azzurro. Kaspersen, pallone per Jepsen che cerca una sponda di prima, in qualche modo libera Di Maggio, anche con un tunnel ai danni dell'attaccante del Sassuolo. Poi bella palla con l'esterno per la corsa di Degano che arriva a tenere in campo il pallone. Degano cerca il cross dentro, Isufi si muove sul primo palo, Mantini però anticipa tutti e blocca lì la sfera. E anche accenna un gesto piccolo, gesto di stizza da parte di Isufi che pregustava il colpo di testa, non è riuscito a chiudere l'azione però. Gentile, Pracek, ancora poco più di un minuto alla segnalazione del recupero. Pracek cerca un compagno internamente, buono l'1-2 con Gentile, quindi il tocco di prima per Pirruccio, ancora Gentile, raddoppiato, perde palla il numero 8 del Sassuolo, Santoro, Cabori, Santoro di prima per l'inserimento di Turini, era una bella idea questa di Santoro, troppo profondo però il suggerimento del 4. Ha cercato Stefan Turini, si era mosso con i tempi giusti sulla linea del fuorigioco. Laxonen, adesso Doku, Pracek si stacca qui dalla marcatura Catania. Pracek cerca invece un dribbling all'interno su Bertagnon che lo chiude in fallo laterale. Ancora Catania, Laxonen, Goulart va a sovrapporre da quella parte Kaspersen, porta palla il 10. Goulart prende l'interno, tocco centrale per Pirruccio che vince un contrasto. Pracek, zona cross, vediamo se si libera sul destro, mette il traversone dentro. Paio di lisci all'interno dell'area di rigore, nessuno riesce a colpire verso la porta di Midio. Alla fine ripartenza degli azzurri, Isufi dall'altra parte controllato da Doku, Isufi riesce a passare in area, Isufi è da solo però deve cercare un compagno, Isufi sul mancino prova a calciare, alla fine la respinta di Andrea Doku nel pallone che finisce in calcio d'angolo che non si batterà perché ha fischiato 2 volte Alessio Krolikowski. Finisce qui il primo tempo con la rappresentativa LND avanti 2-0 sul Sassuolo, entrambi gol arrivati nei primi 5 minuti con l'autogol di Gabriele Pappaserio dopo neanche 2 minuti e quindi la deviazione vincente di Kevin Di Maggio. Piccola pausa per noi e poi il secondo tempo di rappresentativa Sassuolo.
Riprendiamo la linea dal Mapei Football Center. Tra qualche minuto inizierà il secondo tempo di questa amichevole tra la rappresentativa Under 19 ed il Sassuolo. Squadre ferme sul punteggio di 2-0 per gli azzurri. È successo tutto nei primi 5 minuti con i due gol arrivati entrambi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima l'autogol di Gabriele Pappaserio, che ha toccato la sfera dopo il palo colpito da Alessandro Bertacchini. Quindi il raddoppio con la deviazione sotto porta di Kevin Di Maggio sulla conclusione di Aurelio Isufi. Poi ha provato a reagire il Sassuolo, ma le migliori occasioni le ha costruite ancora la formazione azzurra, che è stata vicina in un paio di circostanze al gol del 3-0. Andiamo a darvi anche la formazione del secondo tempo, perché come abbiamo detto in apertura previsto un 11 completamente diverso per questa seconda frazione. Confermato però il modulo con il 3-5-2. Tra i pali c'è Franco Druetto Miretti, difesa con Donarini, Cattelan e Chelotti, a centrocampo Schettino, Calabrò, Giuliani, Genco e Geri, lì davanti Bernabeo e Pedaci. Questo dunque l'11 che scenderà in campo nel secondo tempo. La rappresentativa è già arrivata sul terreno di gioco, si attende appunto il rientro dei ragazzi di Chris Giglioli. E dunque in questo secondo tempo avranno l'opportunità di mettersi in mostra anche gli altri 11 giocatori selezionati da Mazza per questo terzo raduno nazionale. E dunque si conclude quest'oggi appunto con questa amichevole. Scendono in campo tutti e 22 i componenti della selezione di Mazza. I primi 11 si sono comportati, direi, molto bene nel corso del primo tempo. Sono riusciti a concedere molto poco agli attaccanti del Sassuolo. Hanno costruito diverse chance dalle parti di Raffaele Mantini. Dopo i due gol arrivati in apertura, altre occasioni importanti, in particolare con Cabori, ma anche con Isufi, pericolosi entrambi per il possibile gol del 3-0. Riuscita ad evitare il terzo gol il Sassuolo, che adesso sta facendo il suo ingresso in campo. Stanno uscendo dagli spogliatoi i ragazzi di Raffaele Mantini. E dunque ancora qualche istante e poi si riprenderà con la seconda frazione. Squadre schierate al centro del campo. Inizia ora, fischietto in bocca per Alessio Krolikowski. Controlla anche con i due assistenti e poi dà il via ai secondi 45 minuti di questa amichevole tra la rappresentativa Under 19 LND ed il Sassuolo. Punteggio di 2-0 per gli azzurri. Manovra adesso il Sassuolo dal basso con Kaspersen. Lancio lungo in avanti, movimento di Jepsen, ma pallone troppo profondo per l'attaccante danese. Allora riconquista formazione di Mazza con la presa di Druetto Miretti. Chelotti, lancio lungo per il movimento tentato qui da Simone Bernabeo
controllo non è riuscito al numero 20. C'è per un tocco del difensore del Sassuolo, perché la rimessa laterale ancora per gli azzurri. Arriva a batterla Nicolò Geri. 1-2 con Aldo Genco. Non si chiude il triangolo, chiude la difesa del Sassuolo. Poi Pracek prova a disimpegnare dalla propria tre quarti. In qualche modo ne esce la formazione di Giglioli. Buona qui l'apertura per il movimento del numero 17, Gianmarco Belicchi, entrato appunto all'inizio di questa ripresa. Ottimo l'intervento ai suoi danni di Francesco Schettino, che poi riesce anche a sterzare sul numero 17, tornando all'indietro da Attilio Donarini. Duretto Miretti. Donarini. Movimento incontro di Calabrò, quindi ancora Schettino che prende l'interno sulla marcatura di Gentile. Pedaci si defila sulla destra, Pedaci può puntare Kaspersen nell'1 contro 1, Pedaci mette il cross dentro, pallone che spiove al limite, attenzione che al movimento, alla conclusione tentata da Genco, e quindi il tap-in vincente di Simone Bernabeu. Arriva il tris della formazione di Mazza con il gol di Simone Bernabeu, 3-0. E qui decisiva la giocata al limite dell'area di Luca Alberto Calabrò, che poi... no, anzi, non Calabrò, ma Genco, che raccoglie questo pallone al limite, riesce ad andare via sul destro e poi a calciare in diagonale, anche una leggera deviazione probabilmente sul tiro del 23. Quindi la respinta corta di Raffaele Mantini, che lascia lì il pallone per il tap-in di Simone Bernabeu. 3-0 comunque per gli azzurri al secondo minuto del secondo tempo. Come nel primo, dunque un approccio veemente da parte degli azzurri, che colpiscono subito. Doku, Pracek, Catania sbaglia il controllo su un tocco abbastanza scomodo da parte di Lorenzo Pracek. Rimessa laterale per gli azzurri. Chelotti. Incontro qui proprio Pedaci, non riesce però a gestire questo pallone il 21. Allora può ripartire adesso il Sassuolo da Kaspersen con il lancio lungo per Belicchi. Ancora una volta prova a scappare qui sulla sinistra. Donarini esce con i tempi giusti e ribalta l'azione. Bernabeu. Geri. Bernabeu la rivorrebbe su lungolinea. Geri lo serve. Bernabeu non riesce a controllare in corsa. Buono qui il dialogo tra i due giocatori di Mazza. Non si chiude per pochissimo il triangolo lungo. Gentile. Kaspersen. Anzi è Laxonen che tocca all'indietro per Papaserio. Adesso sembra essersi invertiti il danese e il finlandese. Nel primo tempo aveva agito il numero 6 nella zona centrale, il 3 da terzino. E ora il contrario, con Laxonen largo a sinistra e Kaspersen centrale al fianco di Doku. Chelotti. Pallone in avanti, ottima qui la sponda per l'inserimento di Geri, che va in verticale. Pedaci con il controllo. Rimessa laterale che è per il Sassuolo, dice l'arbitro. Allora può battere Pracek a centrale, il pallone per Papaserio. Laxonen. Gentile. Sbaglia la sponda, Schettino interviene, attenzione alla ripartenza degli azzurri. Schettino sulla verticale per Pedaci, che si defila sulla destra come in occasione del gol del 3-0. Va via sulla linea di fondo e subisce il fallo dell'avversario. Calcio di punizione per gli azzurri.
avviciniamo. Gioco, gestisce il pallone il Sassuolo, sempre per gli azzurri. Qui controlla il numero 17 Belicchi. Pallone interno, Papa Serio. Prova a liberarsi, buono qui la riconquista del pallone degli azzurri, che poi provano ad andare con Bernabeo, che evita il ritorno di Laxonen. Poi imbuca un gran pallone in area di rigore per la conclusione. Qui tentata da Giuliani, se non andiamo errati, vado a calciare il centrocampista azzurro. Bella qui l'azione con l'imbucata di Bernabeu. Rimessa dal fondo per il Sassuolo, prima però un cambio. Pronto ad entrare il numero 13 Andrea Scaldaferri. Sostituzione tra le fila del Sassuolo quando siamo esattamente all'ora di gioco. Con Scaldaferri che prende il posto di Andrea Doku. A battere la rimessa dal fondo, proprio Scaldaferri per Mantini. Ultima mezz'ora qui al Mapei Football Center, 3-0 per gli azzurri. Mantini. Scaldaferri. Gioca il suo primo pallone, lo porta in avanti, palla al piede, poi tocco interno per il movimento di Pirruccio, subito chiuso il capitano del Sassuolo, rimessa laterale per i neroverdi. Pracek. Cercare Jepsen, sponda di testa imprecisa di Jepsen. Allora altra ripartenza degli azzurri che vanno sulla destra, si muove Beneschettino. Ancora il 13, 1 contro 1 con Laxonen, pallone sulla verticale per il movimento di Genko che prova a sterzare su Papa Serio. Buona la chiusura del numero 4 del Sassuolo. Poi da capire di chi sia l'ultimo tocco, probabilmente ha ritoccato proprio il giocatore azzurro. Infatti il possesso è per il Sassuolo, rimessa dal fondo. Ultimo tocco di Genko nel contrasto con Papa Serio. Laxonen. Kaspersen. Doku, c'è più Doku, Scaldaferri. Controlla. Poi gioco centrale per Papa Serio. Ancora Scaldaferri. Dall'altra parte Kaspersen. Laxonen. Cerca internamente il movimento di Gentile. Poi cerca di chiudere un triangolo lì sulla tre quarti del Sassuolo. Pallone che non passa. Allora Druetto Miretti con la sponda di un compagno. Va a rilancio lungo. Colpo di testa per un attimo di Bernabeu. Adesso la mette giù Genko. E va all'indietro da Cattelan. Quindi pallone allargato da Chelotti. Avanza il numero 17 Chelotti. Ancora palla al piede. Cerca un suggerimento interno per Pedaci. Preso in controtempo però il 21. Gentile. Contrasto in mezzo al campo, tutto regolare secondo Krolikowski. Allora ancora possesso Sassuolo. Laxonen. Papa Serio. Kaspersen. Adesso ferma il gioco Krolikowski perché era rimasto a terra Gentile. Nel mentre proprio mentre era arrivato il fischio del direttore di gara si era rialzato il centrocampista del Sassuolo. Adesso ha dato anche un bel cenno d'intesa tra lui e Luca Alberto Calabrò, protagonisti del contrasto precedente. Kaspersen. Scaldaferri. Largo Pracek, riceve il numero 2, prova a mettersi con il corpo verso la profondità, quindi il lancio lungo dentro per l'inserimento di Pirruccio. Buona la copertura di Cattelan che protegge il passaggio della sfera e la rimessa dal fondo. Druetto Miretti. Cattelan. Chelotti. Ancora per Cattelan.
Da quest'altra parte Donarini, movimento incontro di Schettino che di prima fa la sponda in mezzo, pallone preciso per Calabrò che però tarda la giocata, allora per un attimo riconquista Belicchi, poi Papaserio vince il duello con Genco, Catania mette ordine, Pracek, pallone interno, azione ancora al Sassuolo, ottimo però il lavoro in interdizione del centrocampo azzurro, quindi Schettino sulla verticale, attenzione al movimento tentato da Giuliani che poi mette il cross dentro per Bernabeu, leggermente lungo, Bernabeu la ritrova, vuole la sponda per Genco, rimpallata in angolo da Scaldaferri. Tiro dalla bandierina per gli azzurri. Sugli sviluppi di angolo hanno trovato i primi 2 gol odierni con l'autorete di Papaserio, quindi il gol di Kevin Di Maggio. Stavolta Genco dalla bandierina a rientrare con il destro. Riempiono l'area i giocatori di Mazza, pallone che spiove, colpo di testa di Donarini che prova ad indirizzarla verso il secondo palo, pallone che sfila però sul fondo, rimessa per il Sassuolo. Mantini, Scaldaferri, Papaserio ad impostare, c'è Gentile che si muove tra le linee, Papaserio va direttamente a sinistra da Kaspersen che adesso sembra aver ripreso la corsia. Gentile, contrasto col Calabrò, fallo commesso da Luca Alberto Calabrò, centrocampista della Rossanese, qui è trattenuto evidentemente con la maglia di Raffaele Gentile. Allora Papaserio, riparte il Sassuolo, prova a mandare a vuoto la marcatura di Bernabeu, quindi pallone largo a sinistra per Kaspersen, agganciato ancora da Calabrò, secondo fallo nel giro di pochi secondi per il numero 19. Laxonen, adesso Scaldaferri, larga a destra, Pracek esce subito su di lui Genco, Catania, Belicchi, Papaserio di prima ancora per Catania che prova a girarsi su Genco, accelera il numero 7, salta Genco, punta a questa parte anche Nicolo Geri, lo accompagna però all'uscita il numero 14, poi prova a completare il disimpegno Chelotti, in qualche modo ne esce la formazione di Mazza, Schettino riesce a far passare questo pallone sull'attacco di Kaspersen, poi verticale con Calabrò che fa correre ancora il numero 13 Schettino sul lato corto dell'area, mette il cross Schettino e poi il colpo di testa sul secondo palo tentato da Geri, la blocca Raffaele Mantini. Laxonen, Gentile, Kaspersen di nuovo per Gentile, attaccato da Bernabeu, pallone largo, sbaglia però Jepsen la sponda, allora Schettino riesce ad evitare il danese, poi forse fallo, arriva puntuale il fischio di Krolikowski, calcio di punizione per gli azzurri, qui rivediamo la bella giocata nello stretto, è riuscita Francesco Schettino, quindi il fallo subito dal numero 13, calcio di punizione per gli azzurri. Chelotti, incontro qui Genco che non riesce a girarsi, allora torna ancora dal numero 17 Giuliani, Donarini, c'è Schettino che riceve largo a destra, Schettino, buono il tocco interno per Giuliani, prova a disturbarlo in qualche modo Gentile, riesce a recuperare il numero 8 del Sassuolo che poi con troppa fretta cerca l'imbucata per Jepsen. Ottima la diagonale di Attilio Donarini. E poi ribalta il fronte, palla a terra, ancora Donarini qui col tacco. Esagera, non trova compagni nella sponda centrale. Allora Papaserio. Catania, rincorre Geri. Catania deve frenare la sua corsa, appoggia all'indietro per Pracek. Papaserio. Laxonen. Gentile. Larga a sinistra, c'è Kaspersen che pensa per un attimo anche al cross, poi mette il pallone al limite per Gentile che cerca il dribbling, Donarini ancora a chiudere, poi Calabrò riesce a toccare in anticipo il pallone e attenzione alla ripartenza di Pedaci, buono il primo dribbling, ancora Pedaci in area, Pedaci, Scaldaferri
riesce a capire le intenzioni del 21 e a sbarrargli la strada. Poi attenzione perché si tocca la coscia il giocatore azzurro Luigi Pedaci, che la sua accelerazione, poi si è subito toccato la coscia dopo il contrasto con Scaldaferri. Capire se riuscirà a finire la sua partita Pedaci, che chiede un attimo al direttore di gara. Evidentemente lui stesso vuole capire l'entità del dolore. Papa Serio. Intanto gioca il Sassuolo, rimasto in campo Pedaci. Kaspersen allarga per Jepsen, che vince il primo contrasto, non il secondo, con Donarini che va via. Ancora Donarini, anche un tunnel su Kaspersen, che forse tocca il pallone con la mano, alla fine lo recupera. Adesso il numero 3 va ancora a contrasto Calabro. Donarini, Schettino, Cattelan. C'è da liberare il possesso qui la formazione di Mazza. Chelotti, Genco sbaglia qui il controllo, ne approfitta Catania che recupera il pallone. Laxonen, poco più di 20 minuti al termine. Punteggio di 3-0 per gli azzurri. Qui l'imbucata di Kaspersen per Pirruccio, posizione giudicata regolare. Pirruccio, lato corto dell'area, mette il cross dentro. Geri non riesce ad arrivare prima di Pracek, che controlla sulla linea dell'out. Belicchi si libera di Genco al limite. Belicchi entra in area, salta due avversari, non il terzo. Attenzione al Sassuolo pericoloso. È anche andato a terra un giocatore nero-verde, tutto ok. Però per Krolikowski ha fatto subito ampi gesti con le mani di continuare a giocare. Donarini, Cattelan, Chelotti, Geri, ancora Chelotti, Cattelan. Sopra anche a gestire la squadra di Mazza. Cattelan invece sceglie il lancio lungo. Attenzione a Pedaci che scappa alle spalle di Kaspersen, un po' distratto quel terzino del Sassuolo, che poi va a commettere fallo secondo l'assistente. Arriva con troppa irruenza sul tentativo di sterzata di Luigi Pedaci, che andiamo a rivedere. Bravissimo a crederci su questo pallone Pedaci, che poi tentativo di rientrare verso il centro del campo viene abbattuto da Kaspersen. Calcio di punizione per gli azzurri. Discutono ancora i due protagonisti del contrasto di qualche istante fa, si spiegano. Tanto pronto un triplice cambio per il Sassuolo, pronti ad entrare 14, 15 e 16 rispettivamente Appia, Picirillo e Ardizzone. Capire chi saranno i tre ad uscire. Il primo dovrebbe essere Papa Serio. E dunque 3 cambi per il Sassuolo per questi ultimi 18 minuti più recupero che mancano al termine della sfida. Punteggio sempre di 3-0 per gli azzurri. Sul pallone sono Geri e Genco. 14 con il mancino, il 23 con il destro. Vediamo chi va. Parte Geri, pallone tagliato verso l'area piccola, mette fuori la difesa del Sassuolo. Poi Schettino forte, ha calciato benissimo questo pallone Francesco Schettino. È arrivata però una deviazione a spostare il pallone dallo specchio della porta. Allora sarà calcio d'angolo per gli azzurri. Qui da sottolineare la coordinazione di Francesco Schettino, che con un pallone tutt'altro che semplice era riuscito ad indirizzarlo verso il palo più lontano. Stavolta Genco da fermo, lui che ha sistemato il pallone sulla bandierina, anche se si avvicina anche Geri. C'è anche il 14 in zona, vediamo chi batte. Parte Genco, corto da Geri, va fuori sulla tre quarti, pallone che viene crossato adesso all'interno dell'area di rigore. Un paio di rimpalli sul tentativo di sponda di Donarini. Infine pulisce l'area di rigore del Sassuolo. Bernabeu,
a rimettere in area Calabro, vince il contrasto con Kaspersen, Calabro va via sul fondo, Calabro dentro, Mantini con un miracolo, poi Genco traversa e gol. 4-0 per gli azzurri, segna anche Aldo Genco. Ventinovesimo minuto della ripresa, mette la sua firma anche Aldo Genco, che gran giocata di Luca Alberto Calabro. Mantini con un miracolo inizialmente anticipa Genco, che però poi con grandissima lucidità ritrova il pallone, lo sposta con la suola e poi lo scaraventa con il mancino sotto la traversa per il poker dei ragazzi di Mazza. Jepsen indietro, gestisce adesso Piccirillo, largo il pallone per Appia, andato a sistemarsi lì sulla destra al posto di Pracek, il giocatore italo-ghanese. Piccirillo, eccolo proprio Appia, Scaldaferri, Gentile viene incontro, forse fallo ai danni di Gentile, si continua a giocare per il vantaggio, anzi no, è arrivato il fischio del direttore di gara, quantomeno per verificare le condizioni del centrocampista del Sassuolo. Infatti poi lascia andare Krolikowski, il possesso di Piccirillo. Scaldaferri, un po' di spazio da prendersi, palla a terra, ci prova il 13, poi però perde il pallone. Attenzione ancora alla ripartenza degli azzurri con il lancio in verticale qui troppo profondo, non riesce a sviluppare stavolta la squadra di Mazza. Mantini ha recuperato, Laxonen, Appia, ancora Appia sullo scarico di Catania, Laxonen, Kaspersen, calato nella ripresa il numero 3, protagonista in negativo in occasione del gol del 4-0. Qui Pedaci riesce a riconquistare bene il pallone sulla tre quarti, poi allarga a sinistra dove arriva puntuale la salita di Geri che mette il cross dentro, cercare l'inserimento di Bernabeu. Mantini anticipato però attaccante del Pomezia. Appia, Piccirillo, 14 minuti più recupero al termine, 4-0 per gli azzurri di Mazza. Kaspersen lancia a cercare Jepsen, che ha faticato molto nel corso di questa partita, l'attaccante del Sassuolo, davvero riuscito a giocare pochissimi palloni e mai a rendersi pericoloso. Pedaci, tocco pericoloso all'indietro, in qualche modo la scivolata di Chelotti impedisce a Catania di controllare quel pallone senza commettere fallo. Il centrale dell'Ivrea è riuscito a risolvere una situazione tutt'altro che semplice. Appia al pressing di Bernabeu, prova a far rimpallare su un avversario anche sfortunato qui Appia perché il pallone non esce. Allora Geri allargato a sinistra, quindi pallone interno, Peidaci, sponda, Bernabeu, limite, pensa anche al tiro, Bernabeu vuole andare sul destro, quindi la sponda fuori, Calabro, prova il mancino, ancora Calabro, alla seconda volta è quella buona. 5-0 degli azzurri, segna anche Luca Alberto Calabro, pokerissimo degli azzurri. Che bella ancora l'azione con quel dialogo al limite. Bravo Bernabeu qui perché era partito con l'idea di calciare. Poi, capito di non avere lo spazio giusto per provare la soluzione, allora con la suola ha servito un gran pallone a Calabro che calcia 2 volte con il mancino. La seconda è quella buona, la mette in diagonale nell'angolo basso dove non può arrivare Mantini. E allora 5-0 per i ragazzi di Mauro Mazza. Gentile, Piccirillo, Scaldaferri, vediamo se cerca quantomeno una reazione il Sassuolo in questo finale. Scaldaferri prova ad andare da solo, qui palla al piede, ne salta un paio, poi tocca al limite ma non riesce ancora a liberarsi al tiro la formazione di Giglioli.
Dall'altra parte Pedaci prova a correre insieme a Laaksonen, alla meglio, il centrale finlandese. Poi Kaspersen, Laaksonen. Tocco per Scaldaferri, rimasto a terra per un giocatore azzurro. E allora ferma il gioco Krolikowski. Qualche istante di pausa per verificare le condizioni di Genko, crediamo. Se non andiamo errati dovrebbe essere proprio il 23 che era rimasto a terra dopo aver cercato l'imbucata per Pedaci. Si riprende a giocare comunque Piccirillo. Scambia con Gentile. Piccirillo allarga a destra dove c'è Appia. Piccirillo. Di prima. Catania. Tocca all'indietro. Pericolosissimo. Pedaci prende il tempo a Gentile. Pedaci. Per andare da solo. Pedaci sovrappone anche Bernabeu. Pedaci calcia. Qui un eccesso di egoismo di Pedaci che poteva sicuramente gestire meglio questo pallone. Ma il punteggio sicuramente alleggerisce il peso della giocata del numero 21. E ha provato a regalarsi una gioia personale. Mantini. Piccirillo. Ancora Gentile che si fa vedere tra le linee. Piccirillo osserva il movimento dei compagni. Poi va sulla destra dove c'è Catania. Anzi adesso Catania. Appia. Laaksonen. Cambia versante il Sassuolo. Passa qui a sinistra. Kaspersen. Cerca ancora il dribbling all'interno. Lo ha capito Calabrò per pochissimo. Non arriva a contrasto sul pallone. Piccirillo. Bella l'imbucata per il movimento di Gentile. La diagonale di Schettino. Fondamentale. Anche per proteggere l'uscita di Druetto Miretti. Chelotti. Alza questo pallone in avanti. Ultimi 10 minuti al Mapei Football Center. Punteggio di 5-0 per gli azzurri. Catania allarga il pallone dalle parti di Ardizzone che prova a rientrare ma non trova spazio per battere a rete il numero 16. Quindi la chiusura di Geri e libera l'area. Schettino anche col dribbling ai danni di Kaspersen. In gran difficoltà nel secondo tempo il terzino danese che poi riesce quantomeno a chiudere, a limitare l'azione di Schettino e fallo laterale. Rimasto a terra poi Francesco Schettino, difensore del Portici Next Gen. Probabilmente ha preso un colpo nel contrasto con Kaspersen dopo che il difensore aveva preso il pallone indirizzandolo in fallo laterale. Qui infatti va anche a verificare le condizioni dell'avversario anche con grande sportività. Qui George Kaspersen. Ne approfittano anche per dissetarsi i giocatori del Sassuolo. 81:30 sul cronometro. Per capire se riuscirà a finire la sua partita. Schettino è entrato alla grande nel corso di questo secondo tempo. Davvero ottima la sua prestazione. Sembra essere costretto all'abbandonare il campo, non riesce a camminare sulle sue gambe, almeno per il momento, Francesco Schettino, a cui ovviamente auguriamo una pronta guarigione, sperando che sia solo una botta, sia solo un colpo quello subito dal numero 13 azzurro. Sarà rimessa laterale comunque per la formazione di Mazza con Donarini che va in verticale. C'è Pedaci che prova a difendere questo pallone dall'attacco ancora di Kaspersen. Stavolta la rimessa laterale per il Sassuolo. Bravo stavolta Kaspersen a vincere il duello fisico con l'avversario, a fare anche carambolare il pallone sulle gambe del 21. Laaksonen. Scaldaferri allargato sulla destra dove c'è il movimento di Ardizzone che torna ancora all'indietro. Jepsen. Appia. Riesce a passare Appia, deve tornare allora ad appoggiare all'indietro. Gentile sulla tre quarti. Larga a sinistra Kaspersen. Gentile cerca un tocco interno per Belicchi. Adesso Kaspersen. Laaksonen. Piccirillo. Scodella in avanti. Cattelan con la coscia riesce a respingere. Poi
Lavoro sulla tre quarti di Genco, c'è fallo ai danni di Genco. Punizione per gli azzurri. Qui bella la giocata nello stretto di Aldo Genco, che difende molto bene questo pallone. Poi arriva il fallo commesso da Simone Ardizzone. Duretto Miretti, Catalan, Geri prende l'interno per evitare la marcatura avversaria, quindi Catalan adesso momentaneamente spostato sul centro-sinistra. Il 16 Chelotti, Donarini, Calabro, sponda ancora per Donarini, troppo timida, allora recupera il Sassuolo in avanti. Jepsen però non riesce a toccare per Catania, che si era mosso al limite dell'area. Duretto Miretti, Chelotti, ripreso la sua posizione di partenza il 17. Qui movimento incontro da parte di Genco, che il fallo di Appia, che con troppa irruenza va a trattenere la maglia del 23. Lancio lungo di Chelotti dalle parti di Pedaci. In qualche modo Papaserio riesce a mettere il pallone all'indietro. Rientrato il numero 4, probabilmente ha preso il posto di Kaspersen. Catania, Calabro, senza pressione, può mettere giù questo pallone. Calabro cerca un servizio interno. Genco con un grande aggancio tiene lì il pallone. Geri, qui fallo, direi anche abbastanza evidente, commesso dal giocatore del Sassuolo. Calcio di punizione per gli azzurri quando siamo a 5 minuti dal triplice fischio. La giocata tentata da Bernabeu, netto il fallo. Si era Pedaci, si era defilato sulla sinistra, netto il fallo ai danni del numero 21. Calcio di punizione affidato al destro di Aldo Genco. Se n'è disinteressato in questo caso Nicolò Geri, che era andato inizialmente a discutere sempre con il 23. Genco, pallone scodellato morbido all'interno dell'area. Cattelan quasi lo controlla, ma poi non riesce ad accomodarselo per calciare, quindi va ad interrompere volontariamente la ripartenza del Sassuolo. Qui poteva ovviamente starci il cartellino giallo, ma decide di chiudere un occhio, diciamo così, il direttore di gara. Qui netta la trattenuta di Cattelan. Appia, Ardizzone ancora all'indietro per Appia, quindi Scaldaferri, Papaserio. Confermato il cambio, Papaserio ha ripreso il suo posto in campo, è uscito Kaspersen qui sulla sinistra. Calabro recupera il pallone, ma c'era prima un fallo di Cattelan. Era calcio di punizione per il Sassuolo, che può provare a presentarsi nella tre quarti offensiva. Qui punizione conquistata da Belicchi. Sul pallone Papaserio e Ardizzone, un destro e un mancino, ma anche a riempire l'area di rigore con i propri difensori il Sassuolo. Arrivato a Pia, arrivato Scaldaferri, pronto ad entrare anche Laxonen. Vediamo lì, pronto proprio appena al di fuori dell'area azzurra. Calcerà Ardizzone. Vediamo, cerca un cross, pallone lungo verso il secondo palo, troppo lungo il tentativo di Simone Ardizzone. Pallone direttamente sul fondo, lo controlla con lo sguardo Duretto Miretti, non serve il suo intervento. Allora rimessa per gli azzurri. Duretto Miretti, Chelotti, a salire, palla a terra, pallone tra le linee, poi rigiocato all'indietro ancora Duretto Miretti. Si stacca Cattelan sul centro-destra per ricevere. Passaggio proprio per il numero 16, attaccato da Jepsen, deve verticalizzare Papaserio, arriva prima di Pedaci, poi con un buon pallone filtrante serve sulla tre quarti Ardizzone, che prova a sterzare sul mancino, poi l'appoggio all'indietro, ora Sassuolo che prova a presentarsi. Calabro riuscito ad interdire bene questo passaggio, ricacciando il Sassuolo nella propria tre quarti. Scaldaferri, Piccirillo,
di prima da Catania, lo controlla bene Chelotti, Geri appoggia all'indietro per Druetto Miretti, che rinvia. Bernabeo riesce quantomeno a disturbare il salto di Scaldaferri. Ancora Bernabeo, Lauksonen riesce ad anticiparlo in scivolata. Poi attenzione al recupero di Calabrò, quindi la corsa di Hamza Kabori, che è rientrato al posto di Schettino giocando qui sulla destra dopo l'infortunio del 13. Bernabeo, Calabrò dal lato corto, resiste alla spinta di Papaserio, poi pallone in area con la sponda fuori per Giuliani, che prova il mancino, anche leggermente deviato, la blocca lì Raffaele Mantini. Scaldaferri, sinistra Papaserio, sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco. Papaserio scambiato per un attimo con Gentile, poi centrale da Piccirillo. Appia, di nuovo Piccirillo, Bernabeo lo attacca, Piccirillo riesce ad andare verticale da Ardizzone, poi ancora Piccirillo, dopo la sponda cerca lo scarto di Jepsen. Druetto Miretti, anche di testa al di fuori della propria area di rigore, riesce ad anticipare l'attaccante del Sassuolo per ripartenza di Pedaci. Non c'è fallo ai suoi danni di Laaksonen. Allora Papaserio, rivediamo il pallonetto di Pedaci, che poi quasi sbatte sulla figura di Laaksonen, che non fa nulla per mandarlo al tappeto. Rimessa laterale per il Sassuolo, da capire se ci sarà recupero. 15 secondi al 90esimo. Papaserio, Scaldaferri da ultimo rischia anche un doppio dribbling. Scaldaferri anche elegante qui l'uscita del 13. Poi Belicchi al limite non pensa alla conclusione, allarga per Ardizzone, anzi Catania, quindi il cross di Appia sul secondo palo. Non ci sono compagni, c'è il solo Kabori che va a controllare. È finita qui la partita dopo 15 secondi di recupero. L'arbitro Krolikowski ha lasciato concludere l'azione al Sassuolo e poi ha fischiato 3 volte, mettendo fine a questa amichevole tra la rappresentativa LND ed il Sassuolo. Finisce 5-0 per gli azzurri, risultato meritato per i ragazzi di Mazza, che avrebbero avuto occasioni anche per realizzarne altri. Molto cinici in avvio di match con quei 2 gol nei primi 5 minuti sugli sviluppi di calcio d'angolo. Prima l'autogol di Papaserio, quindi la deviazione di Kevin Di Maggio. Nel secondo tempo ha colpito subito Simone Bernabeo, quindi gol di Aldo Genco e di Luca Alberto Calabrò a fissare il 5-0 finale. Si chiude così dunque il terzo raduno nazionale per la selezione di Mauro Mazza, che trova la prima vittoria in amichevole dopo la sconfitta del 5 marzo contro il Catanzaro, sempre in amichevole. Un'ottima prestazione da parte degli azzurri di Mazza, che insomma danno grande dimostrazione di forza quest'oggi contro il Sassuolo. Soprattutto dimostrano di aver fatto gruppo, di capirsi, di intendersi l'uno con l'altro. Tante le giocate anche nello stretto, con tanti passaggi rasoterra, quindi non solo giocate dei singoli per la rappresentativa. E tra poco andremo anche a Bordocampo a sentire proprio le impressioni del tecnico azzurro, impressioni che non potranno che essere positive dopo una prestazione del genere, con rappresentativa che ha ampiamente meritato il successo quest'oggi contro un Sassuolo che forse ha smesso di crederci troppo presto. Sicuramente c'è stata una reazione da parte dei ragazzi di Giglioli nella seconda metà del primo tempo. Hanno provato ad alzare il baricentro, mettendo tanti palloni nell'area di rigore azzurra, senza però riuscire a creare grandissime occasioni da gol. Così anche nel secondo tempo, quando è arrivata subito una sorta di doccia fredda per i neroverdi con il gol di Simone Bernabeo, bravissimo a ribadire in respinta di Argentini. Quindi il Sassuolo ha provato comunque ad attaccare nell'ultima mezz'ora, ma con poca convinzione. A dire il vero, non sono arrivate conclusioni pericolose dalle parti di Druetto Miretti, anche per l'ottimo lavoro del terzetto di centrali che hanno agito in questo secondo tempo, formato da Donarini, Cattelan e Chelotti. Ottima anche la prestazione degli esterni,
sia Degano e Notarelli nel primo tempo, ma anche Schettino e Geri nella ripresa. I due, appunto Schettino e Geri, forse sono riusciti ad arrivare con più continuità nella tre quarti offensiva rispetto ai due compagni. Sono riusciti a rendersi pericolosi in molte circostanze. Sicuramente il mancino molto educato di Nicolò Geri aiuta tante volte anche sui calci piazzati. Ci ha dimostrato invece una grandissima condizione atletica Francesco Schettino, che ha ribaltato tante volte il campo, e forse anche per quello è arrivato quel piccolo problemino fisico nel finale che lo ha costretto ad abbandonare il campo, con il ritorno di Hamza Kabori, che aveva giocato da mezzala nel primo tempo. Si è andato a sistemare lì sulla destra nei minuti finali. Tra qualche istante arriverà dunque ai nostri microfoni il tecnico azzurro Mauro Mazza, per capire anche le sue impressioni su questa partita, con il Sassuolo che non è riuscito a dar filo da torcere agli azzurri. Gara condizionata sicuramente da quell'avvio sprint dei ragazzi di Mazza, che hanno colpito 2 volte in meno di 4 minuti e mezzo. Sassuolo non è mai riuscito a tornare in partita, nonostante comunque un predominio avuto nella seconda metà del primo tempo. Ci siamo con il nostro Enrico Foglietti, che è a bordo campo insieme a mister Mauro Mazza. A te Enrico. Siamo con il selezionatore della rappresentativa Under 19 LND Mauro Mazza. Abbiamo visto la partita 5-0, la vittoria della rappresentativa col Sassuolo. Sembra strano, ma cosa le è piaciuto di questa partita? Ma al di là del risultato, che chiaramente è gratificante per noi volevamo far vivere ai ragazzi un'esperienza importante. Siamo qua in uno dei centri più belli d'Italia, al cospetto di una società che lavora con i giovani in maniera egregia, e per noi cercare di dare visibilità ai ragazzi che abbiamo selezionato è sicuramente, diciamo, di ordinaria importanza, di primaria importanza. Primo anno con tutti i ragazzi dell'eccellenza, Under 19, un nuovo progetto, come si sta sviluppando? Ma sì, quest'anno la Lega ha deciso di dare, ecco, ripeto, più visibilità ai ragazzi che operano nei campionati dei comitati regionali. Abbiamo selezionato anche qualche ragazzo che addirittura gioca in promozione. Chiaramente, secondo noi, quelli più meritevoli verranno a far parte della nostra rappresentativa anche nei prossimi impegni. Dopo una serie di raduni, un'altra amichevole, più o meno ha creato un gruppo solito, oppure c'è ancora possibilità che entrino altri giocatori, che possa cambiare in vista del torneo di Dossena? No, stiamo, diciamo, lavorando sotto diversi aspetti. È chiaro che, ripeto, per noi è di primaria importanza cercare di dare visibilità al numero massimo di ragazzi possibile. È chiaro che poi dobbiamo formare una squadra per andare a fare un torneo importante come quello del Dossena, quindi diciamo che i lavori sono ancora in corsa e ancora tanti ragazzi possono entrare a far parte della nostra selezione. Grazie mister, Grazie a voi. Grazie. Abbiamo sentito dunque le parole del tecnico Mauro Mazza, che ci ha raccontato le sue impressioni da bordo campo, evidentemente contento e soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, che hanno travolto il Sassuolo per 5-0. Io ringrazio voi che ci avete seguito da casa dal Mapei Football Center. È tutto. Buon pomeriggio da Adriano Berruti.